Skype Ecco, dal Giappone con il maestro Arai Ujano. Ciao. Ciao Arai, benvenuto. Considerato dalla stampa internazionale l'unico giapponese che canta ed insegna la canzone classica napoletana in Giappone. Un bacio grande da Napoli a te. Ciao. Ciao, come stai? Come stai, Arai? Bene? Con chi devo parlare? Benissimo. Il maestro Yugiano Arai è considerato, come hai detto tu, dalla stampa internazionale maestro della canzone classica napoletana in Giappone. Arai, ci vuoi raccontare com'è nata la passione per la storia di Napoli, per la canzone classica napoletana? Te che sei così lontano, sei oltreoceano, e raccontaci come appunto hai approfondito l'amore per Napoli e per la canzone. Sì. Sono contento di parlare che Ruga e Oruga. Grazie. Skype, la mia prima volta. Bene. Non avrei mai immaginato che sarebbe arrivato un tale momento in cui al mondo via internet. Bene. Vorrete sapere che sono giapponese? Uno cantante di canzoni classica napoletana. Ma posso farlo? Perché ci sono tante persone giapponesi che amano la canzone. È vero. Gli italiani potrebbero pensare che sia una bugia, ma è vero. E questo perché Claudio Virra e Mirva sono venuti in Giappone e poi sono diventati popolari. Bene. Anche Napoli e il quintetto Nicoro è venuto in Giappone 50 anni fa e ho ascoltato il tenore Enzo De Simone. Bene. Mi piace di più. Mi sono innamorata della canzone circa 50 anni fa, quindi vorrei la cantante della canzone napoletana. Per me non c'è niente di più di questo, soprattutto mi piace sentire una voce che si capisce da una nota che è musica napoletana, la migliore musica del mondo. Vogliamo ricordare che nel 2016 tu sei venuto qui a Napoli per le celebrazioni delle relazioni tra Italia e Giappone per il 150° anniversario, e abbiamo avuto il piacere noi come associazione culturale di organizzare questo evento allo storico Caffè Gambrinus, in cui, che bello, ci ricordiamo ancora, e in cui, ecco, tu hai realizzato il tuo sogno, il sogno di Yugiano Arai, che era quello di cantare le canzoni napoletane davanti a un pubblico napoletano in un luogo storico come il Caffè Gambrinus, e abbiamo vissuto insieme queste emozioni. Raccontaci, ecco, tu adesso, a distanza di qualche anno, come stai vivendo ancora questo momento che hai portato lì con tutte le testimonianze, i video, il CD, insomma. Dici un po' le tue impressioni. Lingua napoletana? Così ho imparato da un CD 45 giri e i libri dal comment, e ho imparato da 3 maestri italiani e canzone napoletana dal maestro Federico De Curtis in Napoli. Sì, infatti. Ho passato 10 anni a studiare la lingua napoletana senza mai impararlo. E ora la traduzione giapponese della canzone napoletana cantata da José Carreras in Giappone è stata fatta da me. Benissimo. Bravo. Tra i brani, Arai, delle canzoni napoletane che tu hai cantato, insegni in Giappone, qual è quella tua preferita, il tuo cavallo di battaglia? Sì, ma la mia canzone preferita è Voce Notte. Bellissimo. Il maestro Curtis ha detto che si adatta alla mia voce, Palomba e Notte.
Frette Carolina di Bello. Giacomo Rondinella cantava. Bene. Sì. O parte del sole, Reginella, Luca Rudillo. E Qui Malafemmina, sono anche c'è una Malafemmina, veretta. anche Malafemmina Ed è- hai cantato. sì. Eterna nella musica. Bellissimo. Ecco, noi faremo, dopo questa tua intervista, faremo vedere al pubblico che ci segue stasera un video di un tuo concerto in cui canterai Malafemmina con una voce femminile giapponese, dove suoni anche il pianoforte perché il maestro Arai è anche un musicista, pianista, direttore d'orchestra. È un brano, diciamo, di un tuo concerto che fa. Ci vuoi parlare un po' anche di questo brano Malafemmina di Totò? Come lo hai imparato? Come l'hai conosciuto? Imparato progetto attuare futuri. Sì, esatto. Questo anno non riusciremo a riunire la gente a Corona, ma l'anno prossimo vogliamo organizzare un festival della canzone perché ci sono molti giapponesi che amano la canzone e vogliono cantarla. Ecco. Per sentimento d'amore è ancora lo stesso oggi, 50 anni dopo, perché per me non c'è niente di più di questo. Ma i giapponesi possono cantare così facilmente. Pensavo che solo che chi è nato a Napoli avrebbe capito. Per cantare la canzone napoletana ci vogliono il mare e il sole. C'è un panorama del Golfo di Napoli e Monte Vesuvio. Quelle non sono in Giappone, ma ho potuto continuare a farlo perché sentivo che l'arte ha un potere al di là della legione. Benissimo. Bravo. Bravo. Questo è il messaggio che vogliamo lanciare anche noi dagli studi di Campania Felix nel nostro programma, che appunto è dedicato alla musica lirica, quindi alla riscoperta della canzone classica napoletana. Ed è Arai, il maestro Arai è una testimonianza, come dire, evidente, Certo. che questa musica, questo genere di musica varca i confini e arriva, ecco, oltreoceano lì in Giappone. Arai, prima di salutarci, volevamo, ecco, ci puoi accennare un pezzettino di una canzone, giusto per far Sì, sentire, dai. ecco, la tua voce? Scegli tu il brano, dai. Sì. Ma grazie, grazie mille per la vostra attenzione. In 2 ore in Giappone non posso, non posso Forse cantare. per l'orario non può cantare. Cantare è Ma troppo a bassa forte. voce, a bassa voce. Accenna. A bassa voce. Sottovoce. Sì. Sottovoce? Canta? Bassa voce. Un filo di Un voce. filo di voce, una frase di una canzone, dai. E ci salutiamo. Perfetto. Vuoi cantare voce notte? Va bene, Va bene. ti ascoltiamo. Sì, ecco. Senza voce esce tintano mentre t'affrinne sposo tui vicina. Ok? Benissimo, Bravo. bravissimo. Bravissimo Arai, bravissimo. Arai, Ti ho fatto grazie. cantare anche lì in infatti. Giappone con il fuso orario. È vero. Arai, Complimenti. grazie per questa tua Grazie. intervista. E noi ti abbiamo sempre nel cuore, Napoli ti ha sempre nel cuore e ti aspetta sempre, ecco, a braccia aperte, perché ecco, sei una persona veramente straordinaria per quello che fai, per come testimoni la nostra storia, la nostra tradizione lì in Giappone. Ti aspettiamo, preannunciamo che tra breve usciranno anche
degli articoli che ti riguardano su settimanali nazionali importanti in Italia, poi li condivideremo lì con te. Certo. E nel frattempo ti auguriamo buonanotte, perché ovviamente ecco, da te è notte, quindi si è conclusa un'altra giornata ed un'altra inizia. Va bene? Un abbraccio grande. Ciao Arai, un bacio da Napoli. Ringraziamento per la giornata. Grazie. Ciao Arai. Grazie, arigato. Rivederti. Ciao, arrivederci. Ciao. Ciao. Avesse fatto nato che non che fa da me, sto molto me faciso e può sapere perché con pasta terra per me la comma te non c'è nata per onesto con me, femmina, tu si innamora femmina, chi sto che è fatto chi a me, la tremenda vita. Femmina, si tu veggi la vipera, e tu sei catalane, ma non posso scappare. Femmina, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo, te segue vengano. Femmina, tu sia perché l'unico amore è stato tu per me per un capriccio tutto distrutto in me, ma Dio tu perdona quella che hai fatto a me. Femmina, tu sei una mala femmina, questo occhio fatto chiagnere, lacrime e infamità. Femmina, se tu pesce la vipera, mentre tu sei caduta l'anima, non posso più campare. Femmina, si dolce come zucchero, però sta faccia l'angelo ti serve per ingannare. Femmina, tu sia più bella, femmina, te voglio bene tuo Dio, non te posso scordare.